Allora, mi ha dato un assist il Presidente Gelotto prima della pubblicità, l'ha tirato fuori lui, io non volevo accennarne solo alla fine, ma a questo punto tirata fuori la patente a crediti, anzi a punti, a crediti, però sono un punteggio di fatto, è venuto fuori proprio in questi giorni. Che cosa ne pensa lei, Presidente Ance Padova, di questa cosa qui? Allora, e chi riguarderà? Due parole proprio. Sì. Allora, diciamo che la patente a crediti è per tutti i soggetti che entrano all'interno di un cantiere. Diciamo che sono esentate dalla necessità di avere questa patente a crediti le imprese in possesso di certificazione SOA, che si dice che quella certificazione che serve per poter eseguire lavori pubblici supera una terza categoria. Questo è un cavillo tecnico che adesso non sto qui a spiegare. Allora io sono favorevole ni, cioè nel senso che è sicuramente un passo in avanti ed è un tentativo assolutamente di responsabilizzazione del settore. È una norma però che è stata buttata fuori di pancia sulla scia degli incidenti che sono successi soprattutto a Firenze, quindi sono quelle norme che a volte portano, diciamo, a un eccesso a volte di burocratizzazione, perché io credo che nel nostro paese, tanti mi chiedono ma mancano le norme, no, non mancano le norme, forse mancano i controlli, come diceva lei Elena, manca quella responsabilità a volte che alcune imprese, non tutte perché dobbiamo dire ci sono delle imprese veramente capaci e responsabili che fortunatamente sono la maggior parte delle imprese. Poi noi il rischio zero nel settore edilizia non c'è, noi ci stiamo lavorando per arrivare al rischio zero, però è difficile, abbiamo un lavoro dove lavoriamo in quota. È vero, per questo, però ci sono paesi, non vuole tirare fuori sempre i soliti paesi come il Giappone o altri, dove c'è una maggior consapevolezza di quello e anche forse orgoglio di quello che si fa, tanto per cui gli stessi lavoratori del settore edile sono i primi ad avere grandissima attenzione, ad usare tutti i presidi necessari, ad armamentarsi, non perché c'è una sanzione, non perché c'è un controllo, ma perché c'è la cultura della sicurezza. La cultura, è come fosse, è come l'avvocato che va in udienza, che si mette la toga e tutto quel che serve, cioè, lo fa perché c'è questa cultura, a parte che lo deve farlo, obbligatorio, però invece qua da noi c'è un modus di vedere le cose un po' diverso. Assolutamente. E allora che cosa si può fare? Se non si mettono i controlli, manca il personale, perché abbiamo parlato direttamente con chi si occupa di questo, ci ha detto siamo in pochi, non abbiamo risorse, non è un'attività attrattiva far parte di questi enti di controllo, far lavorare, e la retribuzione non è sufficiente perché si diventa pubblici ufficiali, insomma abbiamo avuto un po' di spiegazioni tecniche tali per cui abbiamo capito non è un lavoro così ambito. Quindi il punto, la parola fondamentale, come ha detto lei, è la cultura della sicurezza che deve interessare tutte le figure, dalla figura apicale che è il datore di lavoro fino al lavoratore, cioè lavorare serve nella vita, no, ci serve per vivere, però tutti abbiamo il diritto e il dovere, dico io, di tornare a casa dalla nostra famiglia sani e salvi. Quindi a volte, io vedo cosa succede, a volte gli infortuni succedono, come succede negli incidenti stradali, che la troppa sicurezza a volte porta alla disattenzione. Troppa dimestichezza con certi strumenti. Troppa dimestichezza a volte, come i ragazzi che rientrano dalla festa a notte fonda in prossimità dell'abitazione fanno l'incidente perché dico siamo arrivati, cala l'attenzione, no, ci si rilassa, lo stesso a volte succede nel lavoro. Quindi questa cultura è fondamentale, vedo anch'io a volte nei cantieri, bisogna ricordare ai lavoratori, metti il caschetto, ma cosa vuoi che succeda? No, cosa vuoi che succeda l'unica volta che magari succede, caldo, magari può essere anche qualcosa, quindi questo è un fattore culturale. E i controlli sono fondamentali, noi ricordo abbiamo come sistema ANCE anche i CPT legati alle scuole che offrono assistenza gratuita alle imprese a chiunque chiami, i CPT escono, controllano il cantiere sia dal punto di vista documentale ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza, come è gestito il cantiere. È un organismo non sanzionatorio, io ci tengo a ricordarlo perché sennò poi le imprese non usufruiscono del servizio, ma serve molto perché attraverso il controllo, noi diciamo sempre anche lo SPISAL, se avesse gli ispettori
ispettorati del lavoro, se avessero più personale da poter uscire e fare proprio prevenzione, cioè, perché a volte vediamo questi soggetti come i soggetti sanzionatori, no? Loro ovviamente devono farlo perché si trovano una irregolarità, la sanzione devono corrispondere, però magari se ci fosse anche prevenzione in apertura a un cantiere, poter essere visionati, con i CPT lo facciamo, quindi magari usiamo anche questo strumento. Quando si parla di cultura, che poi lei ne ha accennato prima alla sicurezza tra l'altro, forse potrebbe essere già più facile per voi giovani, però non è sempre così, perché anche dati alla mano abbiamo una scala molto crescente ai due estremi, molto anziani, tanti incidenti, molto giovani, tanti incidenti, coinvolti anche giovani imprenditori peraltro del settore dell'edilizia, ma non soltanto, abbiamo anche la metalmeccanica che è ben coinvolta. E allora che cos'è? Lei sta ancora studiando proprio nel settore sicurezza, sì. Quindi è addentro a queste tematiche. Cosa deve fare? Allora, secondo me bisogna sempre fare una distinzione, come ha detto Monica, gli incidenti, pericolo zero, è difficile da raggiungere, però è importante fare una distinzione tra le imprese virtuose che investono nella sicurezza, che ricordano a tutti i dipendenti dell'azienda le procedure, i DPI e c'è una forte importanza di questo tema, e altre aziende dove magari il tema sicurezza è lasciato più in secondo piano. Bisogna un po' distinguere. Però tante maestranze, qui chiedo anche coinvolgimento, voi che siete imprenditori di lunga data, tante maestranze sono giovani ma sono anche stranieri, vengono da altre culture, adesso poi l'aveva suggerito anche il Presidente Gelotto in una recente intervista, bisognerebbe portarne dall'estero, quindi formarli e portarli a lavorare per ovviare a questa carenza, perché poi tanti giovani nostri si laureano, vanno da altre parti, quindi non si mettono certo a fare una maestranza nel settore edile, i genitori stessi non li spingono, attenzione, che c'è anche questo aspetto. Ma se questi giovani non hanno la cultura della sicurezza, manca la cultura della sicurezza, quindi è un problema che dovrebbe essere fin da piccoli, però loro non ce l'hanno, arrivano qui pronti a lavorare, li formi un pochino, dopo mi fa le obiezioni che vuole. Noi come azienda dobbiamo puntare nella formazione, quindi cercare di trasmettere il più possibile delle tecniche costruttive e delle procedure appunto di sicurezza da adottare in cantiere, per cercare di limitare al minimo gli incidenti. Quindi dargli delle tecniche. Secondo lei, Presidente? Chiunque entra in cantiere, qualsiasi sia il contratto che applica, deve conoscere i rischi del cantiere. Questa è una cosa fondamentale. E gliele date voi. E a volte è scontato. C'è un responsabile della sicurezza, c'è un coordinatore. Chiunque entra all'interno deve conoscere che può cadere l'impalcatura, può esserci una buca oppure possono esserci dei pozzetti, e comunque chi entra dentro deve, oltre a essere formato, deve avere anche coscienza di quello che può succedere e deve capirlo. Ecco perché sugli stranieri stiamo facendo tutto un percorso anche di alfabetizzazione tramite le scuole, che mi creda non è mai sufficiente, perché poi ci sono dei termini ovviamente che sono veramente complicati, quindi non basta essere abituati ad andare in cantiere, ma bisogna continuamente diffondere il seme della conoscenza della sicurezza e poi cercare di far capire che cosa è successo e soprattutto qual è stato il rischio, per esempio, dei quasi incidenti. Vedi, è capitato questo, per evitarlo dovremmo andare a studiare quelli che sono ovviamente, li chiamano near miss in inglese, però questo è un qualcosa che secondo me va impiantato soprattutto rispettando i contratti di lavoro, pagando le imprese nella maniera corretta, facendo i contratti di appalto che vadano a tener conto degli oneri della sicurezza, che mi creda stanno aumentando anche per questo le spese generali delle imprese, perché tutta la normazione che c'è attorno alla sicurezza ovviamente è pesante per le aziende come la nostra. Sul discorso della patente a crediti ci sarà una lunga discussione nelle prossime settimane, perché va in firma adesso, diventerà obbligatorio dai 1° di ottobre,
ottobre, ma mi creda che questo metterà anche un grande freno a chi dal punto di vista fiscale non è sostanzialmente, non si sta muovendo nella maniera corretta, perché io ho sempre spinto su questo: chi lavora in cantiere deve anche essere un'azienda solida, patrimonializzata, lo dicono anche i nostri numeri. Negli ultimi anni... poi ci sono i subappalti. Ma è proprio per questo, questa va a colpire soprattutto i subappaltatori. Però le grandi sono le prime che subappaltano. Che sono gli artigiani che lei conosce benissimo, con cui noi dobbiamo colloquiare, con cui noi dobbiamo fare squadra, con cui noi dobbiamo lavorare, soprattutto perché l'obiettivo di questa norma è andare a diminuire i morti sui cantieri. Certo, questo è fondamentale, ma ANCE, Presidente Grosselle, ha titolo in qualche modo a diffondere questa cultura, che magari per i giovani può essere anche più semplice se sono a un certo livello, perché qui la Presidente sta studiando, per cui è già a un livello superiore, non per tutti è così, quindi l'associazione di categoria può avere un peso, ha una responsabilità da questo punto di vista, quindi della formazione nella sicurezza. Assolutamente, noi come dicevo prima con le nostre scuole noi facciamo oltre che prima quindi formazione, sì, con le scuole edili, oltre che far prima formazione facciamo formazione continua ai lavoratori, che per noi è indispensabile, cioè i lavoratori devono essere costantemente aggiornati anche sulle tecnologie costruttive e come diceva il Presidente Gerotto anche si pone molta attenzione in questi corsi ai cosiddetti mancati incidenti, che sono quelle situazioni in cui ti devono fare alzare le antenne. Per un pelo stava accadendo, è stato evitato, assolutamente, ma che cosa quello dove bisogna succedere? agire e anche la capacità poi appunto di chi tiene questi corsi e di coinvolgere i lavoratori, perché io ho partecipato a qualche corso che quando ero Presidente della scuola vedevo i nostri docenti e coinvolgono proprio le maestranze a raccontare la loro esperienza di quello che succede nei cantieri, perché le persone si rendono conto quella volta c'è mancato poco, no? Quando si dice quella volta c'è mancato poco, che ci cascasse il morto, c'è andata bene. Ecco, dovremmo arrivare a dire sempre meno questa frase qua, c'è mancato poco, nel senso che i cantieri devono essere sicuri, dobbiamo lavorare in sicurezza. Ma questo va anche veicolato sia ai lavoratori che anche ai datori di lavoro, perché assolutamente, poi i datori di lavoro devono utilizzare tutti i sistemi possibili per garantire la massima sicurezza di un cantiere e devono formare i lavoratori. Secondo lei, Presidente, per un imprenditore, non faccia un caso personale perché non voglio neanche, è un po' un peso sta benedetta formazione? No. Quando si hanno tante commesse, quando si hanno esposizioni con tanti cantieri aperti, maestranze che mancano, buchi da tappare, lavori che arrivano a scadenza, è un peso? È come, le rispondo così, è come l'utilizzo della cintura. Noi siamo dell'epoca in cui abbiamo imparato a mettere la cintura oppure a mettere il casco, dopo un po' non ci fai neanche più caso, anzi io mi sento nudo se non ho la cintura. Quindi è una forma mentis a sto punto. La stessa cosa è quando lei ha il caschetto, il gilet alta visibilità e le scarpe, tu non riesci ad andare in cantiere se non ce le hai. E adesso io vedo, per i giovani questo non è neanche un tema di discussione, il più è far capire a tutti quelli che non li usano, ma mi creda, il tema molte volte è la fretta, sono i lavori presi. Ma la fretta non ce l'hanno i lavoratori, ma ce l'hanno chi... I lavori fatti all'ultimo minuto o quelle, ma sì, abbiamo sempre fatto così, proviamo anche questa volta, e poi se vediamo dove sono state le morti ultimamente sono stati in ambienti che hanno poco a che fare magari con l'edilizia, tipo le cisterne, dove serve una specifica formazione e dove magari una accortezza in più poteva salvare quelle 5 vite. Infatti, lei, dicevo sempre, presentiamoci, viene da una famiglia bella numerosa nel settore dell'edilizia, costruzioni edili, giusto? Zona Colli Ugani, per intenderci. Arqua Petrarca. E vi occupate di? Principalmente edilizia privata, residenziale, lavoriamo molto nel settore alberghiero con gli hotel, piscine e quindi costruzioni, piccole e medie costruzioni, quello che per lo più che sono le imprese più vaste del settore, insomma quelle che ce ne sono tantissime, no? C'è una polverizzazione di questo settore. A memoria sua, il fattore sicurezza era sentito oppure l'ha visto crescere, l'ha preso più lei e forse se l'ha preso a cuore tanto da doversi specializzare in questo? Ma di sicuro anche dalle testimonianze del nonno, dei genitori, il mondo sicurezza è evoluto tantissimo negli anni
e una volta il caschetto o i sistemi di sicurezza anticaduta non c'erano o comunque non erano così tanto importanti. Cioè il nonno cosa dice, visto che è ancora operativo? Il nonno dice che una volta magari stavano più attenti, però non ci pensavano neanche al pericolo che ci poteva essere nel fare determinate lavorazioni. Erano più svegli, dice. Sostanzialmente. Fortunatamente adesso siamo andati avanti con questo tema e insomma si cerca di prevenire l'incidente piuttosto che poi Che cosa trova che potrebbe essere interessante trasmettere ai suoi colleghi, visto che sta facendo questi studi specialistici universitari, perché poi fa parte dell'università, della facoltà di giurisprudenza sulla sicurezza, e quindi a fronte di tutto, riassumendo gli studi che conduce e che poi dovrà portare a termine, da trasmettere ai suoi colleghi, che cosa potrebbe essere il nocciolo? Beh, l'importanza di questo mondo qua, perché se ci sono delle norme, se ci sono delle regole, sono state fatte per un motivo e come diceva il presidente Gerotto prima, se si va a prevenire il danno piuttosto di curarlo in un secondo momento, risolviamo tanti problemi. La tecnologia può aiutare? La tecnologia può aiutare, sì, indubbiamente. E ci sono molti mezzi, molti nuovi sistemi anche costruttivi che vanno a magari diminuire il lavoro che una volta faceva un dipendente e adesso si sostituiscono magari a lui e sì, può aiutare, ovviamente facendo tutto con le giuste procedure e accortezze. La tecnologia, l'industria 5.0, l'intelligenza artificiale, tutti questi nuovi sistemi possono entrare effettivamente in tutte le aziende del settore ANCE, e come potrebbero essere recepite da imprenditori invece diciamo di vecchia data, tra virgolette, secondo lei che ha dentro? Grazie della domanda Elena, perché noi stiamo iniziando proprio con l'università un percorso per la digitalizzazione del cantiere. Adesso la normativa sui lavori pubblici impone che dal 2025 tutti i lavori sopra il €1.000.000 siano progettati in BIM. Allora, questo presuppone un traduciamo BIM per i non addetti ai lavori? Praticamente è il sistema digitale, la creazione del cantiere, del progetto in forma digitale, e l'automazione, diciamo, la digitalizzazione proprio del cantiere. Non mi ricordo. Building Information Management. Ah, ok, comunque si sinora per tradurlo per chi. E, ecco, noi ci teniamo molto a questo percorso perché portare la digitalizzazione all'interno del cantiere vuol dire agire in termini sia di qualità ma soprattutto di sicurezza. E di appetibilità per i più giovani. Assolutamente, di appetibilità, pensiamo ai droni, a tutti questi sistemi che faciliteranno il lavoro e lo renderanno più sicuro. Qui c'è tutta anche dei ragionamenti da fare con le parti sindacali, con noi abbiamo anche appunto la scuola che è un organismo paritetico e noi ci parliamo ovviamente, e dobbiamo parlarci ancora di più tra parti datoriali e sindacati, perché a volte viene tirata in causa la questione della privacy, ma se noi avessimo la possibilità di posizionare dei microchip sui gilet dei nostri dipendenti, con la digitalizzazione del cantiere, quello che è successo a Firenze, se tu avevi un sistema sonoro che ti avrebbe indicato che tu non eri nella posizione corretta, quelli che stavano sotto quando sopra stavano gettando, quelle persone sotto non ci dovevano stare. Sono questi sistemi, allora dobbiamo parlarci, no? Poi io dico sempre, ovviamente anche alla parte politica, ai committenti delle opere, per il buon costruire, per il costruire in sicurezza ci vuole il giusto prezzo e il giusto tempo. Se noi non teniamo in considerazione questi due fattori ci possono essere problemi, perché il tempo, come diceva lei prima Elena, è fondamentale. Se fai i lavori di fretta. Infatti, ma il tempo lo date voi imprenditori ai lavoratori, questo assolutamente, è vero, è una responsabilità nostra, però se ci viene calata dall'alto perché dobbiamo finire i lavori in termini impossibili. Certo, allora una battuta perché siamo in chiusura proprio. Te la faccio io. Sì. Perché la bellezza di avere questo ruolo, soprattutto con delle persone tipo la Monica o la dottoressa futura Cardin, è proprio questo, di avere la possibilità
di fungere da cerniera sociale verso la politica con la nostra esperienza e per far capire quelle che sono le problematiche dei vari imprenditori. È un servizio civile che stiamo facendo e io sono veramente contento che ci siano due donne insieme alla nostra Presidente nazionale che diano questo sforzo, perché noi dobbiamo cambiare volto e dobbiamo far capire che questo è quello che vogliamo. Assolutamente. Allora, io vi ringrazio, siamo giunti al termine, quindi grazie Presidente Gerotto di essere intervenuto, grazie alla Presidente Grosselle ANCE Padova di essere stata qui con noi, che ha aperto tuttavia questo filone che faremo di approfondimento in prima serata, grazie di essere intervenuta anche il Presidente dei Giovani di ANCE Padova, grazie a voi di averci seguito nelle nostre interviste e nella nostra trasmissione, sollecitateci, so che il tema sicurezza è molto interessante e sta a cuore a tantissimi di voi, trasversalmente, sia parte datoriale che parte dei lavoratori, nel settore dell'edilizia in modo particolare, perché poi coinvolge tantissime persone, magari ne parleremo ancora in prosieguo, se riusciremo a avere qualcuno dello Spisal ben volentieri, così ci potrebbe essere un confronto, qualche parte politica, quindi sarà anche l'occasione per andare oltre. Intanto questo primo capitolo l'abbiamo chiuso facendo comprendere, speriamo, il ruolo di un sistema, quale è il sistema ANCE, partendo dal nostro territorio di Padova, ma poi espandendolo a livello più ampio, regionale, perché non nazionale, e i giovani contano. Detto questo, buona serata, buon proseguimento, alla prossima.